Benvenuto e benvenuta a questa speciale meditazione. Regoleremo l'interazione tra cuore e cervello tra pochi secondi. Se soffri di dolori persistenti o sintomi persistenti, questo è l'audio giusto e spero che ti aiuterà a sentirti meglio nei prossimi minuti. Il cuore è uno degli organi più importanti del nostro corpo. Possiede un sistema nervoso proprio, indipendente dal resto del corpo. E invia al cervello miliardi di informazioni ogni singolo giorno. Oggi, grazie a numerosi studi scientifici, sappiamo che il cuore comunica al cervello più di quanto il cervello comunichi al cuore. Attraverso la meditazione, rivolta verso il cuore, riusciamo ad entrare in connessione con uno dei meccanismi più importanti del nostro corpo, regolando così l'intero sistema mente-corpo. Io sono Alessio Veneziano, terapista e fondatore del metodo Neurobalance. Aiuto persone che soffrono di dolori persistenti attraverso un approccio mente-corpo non convenzionale che ha già aiutato centinaia di persone in tutta Italia. Ti invito adesso a trovare una posizione comoda e a chiudere gli occhi. Non è importante che tu sia seduto o sdraiato in questo momento. Scegli ciò che è meglio per te. Dopo aver chiuso gli occhi, permetti alla tua consapevolezza di spostarsi dal mondo esterno al tuo mondo interno. Dimentica per un momento ciò che ti sta circondando adesso ed entra in connessione con il tuo corpo. Abbracciamo adesso un dono unico della nostra specie, la meditazione, ovvero l'armonizzazione del corpo e della mente. E lo faremo nel modo in cui i nostri antenati l'hanno praticata per millenni e che solo oggi la scienza sta iniziando a comprendere. Ti invito adesso a permettere alla tua consapevolezza di spostarsi verso il cuore, nel centro del petto. Stai in questi secondi spostandoti dalla mente pensante, analitica, verso quella delle sensazioni, verso il cuore. E se ti aiuta, porta il palmo della mano, destra o sinistra, a toccare il centro del petto. E ti invito adesso a sentire il battito cardiaco. Senti questa pulsazione, senti questo battito che da quando sei nato o nata su questo pianeta non ha mai smesso di battere e lo farà fino al tuo ultimo giorno qui. Puoi essere grato adesso di questa pulsazione, di questo organo che ti mantiene in vita giorno dopo giorno, minuto per minuto, secondo per secondo. E adesso ti invito a portare consapevolezza al punto di contatto tra la mano e il petto. Se non hai messo la mano nel petto, puoi farlo adesso. Nota il calore che viene generato dalla tua mano verso il petto.
e da questo luogo puoi respirare come se il respiro venisse proprio dal cuore, da quel punto di contatto. Se non senti nulla, non senti il battito, va bene lo stesso. La tua intenzione ti aiuterà ad avere gli stessi benefici. Sii cosciente di come stai respirando. Nota l'aria che entra ed esce dalle narici e adesso rallenta leggermente il respiro. Cerca di farlo diventare un po' più profondo del solito. Idealmente respiriamo per 4-5 secondi di inspirazione e 4-5 secondi di espirazione. Se la mente divaga è normale, rimani focalizzato sul battito del cuore e sul respiro. E adesso allunghiamo leggermente l'espirazione, dove si fa leggermente più lunga dell'inspirazione. Puoi sempre usare il naso per respirare. Bene, adesso dimentica di dare un ritmo al respiro e lascialo fluire normalmente, in modo spontaneo. Voglio adesso che immagini o visualizzi una persona a te cara o un luogo a te caro che ti faccia sentire grato o grata, sicuro, in pace. E prova questo senso di gratitudine e apprezzamento per questa persona o luogo in base a ciò che hai scelto. Questa sensazione di gratitudine ti sta entrando nel centro del petto. Puoi sentire adesso questa espansione, questa apertura, entrare proprio nel cuore, come un flusso, un fiume di energia bianca dorata che entra dalle narici e va verso il cuore. E pian piano il cuore si irradia di luce, di energia, che a sua volta irradia tutto il tuo corpo. Rimani ancora 30-60 secondi in questa consapevolezza. Inspira luce e portala verso il cuore, come se fosse una spugna che ad ogni secondo si irradia sempre di più di gratitudine. Vedi la persona di fronte a te che hai sempre amato o un luogo che ti fa sentire grato
di essere là. E adesso facciamo ancora un passo in più verso il profondo. Rimani adesso con la tua attenzione nel respiro che entra ed esce dalle tue narici. Lascia o porta la mano destra sul cuore. Senti il senso di gratitudine. E rimani per qualche secondo in questo senso di gratitudine. E puoi immaginare o visualizzare questa luce che dal cuore adesso si irradia verso tutto il tuo ambiente circostante, nella tua stanza, e va oltre. Va nel tuo paese, va in quella porzione di mondo dove vivi. Raggiunge quella persona che hai visualizzato e raggiunge quel luogo ipotetico o reale che avevi visualizzato. Adesso questa persona, questo luogo non sa neanche di stare ricevendo questa energia che si espande dal tuo cuore verso il resto dell'ambiente, magari a chilometri o migliaia di chilometri da dove sei tu. Ma rimani focalizzato sul respiro e sul battito. Non perdere la tua concentrazione. Vedi, dando amore e luce esternamente, stai regolando il tuo sistema nervoso e stai dando un'informazione potente che ti trovi adesso in un ambiente sicuro, di pace, dove la guarigione può esistere. In questo momento stai regolando e armonizzando tutto il tuo corpo in un modo che è stato ideato e praticato per migliaia di anni. Nota l'aria che entra ed esce dalle narici. Senti il battito del cuore. E nota in questi secondi come il tuo respiro e il battito del cuore si siano sincronizzati e regolati insieme. E adesso leggermente usciamo da questo stato che rimarrà comunque impresso nel tuo sistema nervoso per i prossimi minuti e ore. Iniziamo a portare dei piccoli movimenti nelle mani e nei piedi. Prendi consapevolezza di dove ti trovi adesso e lentamente, gradualmente, puoi riaprire gli occhi. E abbiamo terminato questo esercizio. Ti invito a praticarlo giornalmente, regolando il tuo corpo e la tua mente, il tuo cuore. Saprai
affrontare lo stress, saprai affrontare i tuoi sintomi, i tuoi dolori con molta più pace e serenità se lo praticherai giornalmente per almeno una settimana, 2 settimane. Se vuoi andare oltre, puoi vedere il link in descrizione, puoi notare di cosa si tratta Neurobalance, puoi notare di cosa si tratta la scrittura espressiva, oltre che la meditazione. Spero di aver aiutato un po' il tuo corpo e ci vedremo nei prossimi video di questo canale. A presto.